In un momento molto delicato al Comune di Aragona, ai cittadini di Aragona, abbiamo voluto incontrare il sindaco Peppe Pendolino per capire come stanno realmente le cose e per, in un certo senso, rassicurare la cittadinanza, visto che abbiamo diversi positivi. Sindaco, qualche ultima notizia e quello che si sta mettendo in campo. Stasera una notizia positiva, diciamo che c'è il primo guarito. Le notizie diciamo, non è che sono confortanti, sono notizie che arrivano dai giornali e dai telegiornali tutti i giorni. Questa pandemia ormai diciamo, attanaglia tutto il globo. Devo dire che ad Aragona è vero che abbiamo un numero elevato, ma è anche vero che è un numero diciamo, ristretto di famiglie. Questo ha fatto sì che ci ha aiutato nella mappatura. Gli ultimi 10 contagi sono contagi di gente che era già in quarantena. Si tratta di figli, di moglie, di marito, di persone che avevano avuto già il coronavirus e che quindi allo scadere dei 15 giorni hanno fatto il tampone pure ai congiunti e qualcuno è risultato positivo. Voglio complimentarmi con i miei concittadini perché sono veramente rispettosi delle regole. Il paese, da quando è che sono uscite fuori questi casi di positività, diciamo quasi tutti indossano le mascherine, tutti mantengono il distanziamento. Devo dire che il rispetto delle regole c'è, un po' magari per paura, ma specialmente perché Aragona è un paese veramente di persone civili. Questo mi fa piacere. Speriamo di continuare in questo rispetto delle regole. Chiaramente non si può chiudere, la vita deve continuare, dobbiamo conviverci, ma si può benissimo uscire, si può benissimo fare la vita normale mantenendo le mascherine, mantenendo il distanziamento, sanificandosi le mani ogni volta che si entra in un locale pubblico. E quindi che dire, speriamo bene, incrociamo le dita e continuiamo a rispettare le regole, ma continuiamo a lavorare e a vivere per come abbiamo fatto fino adesso. Lei ha sotto controllo sicuramente la situazione. Secondo il suo punto di vista, cosa può succedere nei prossimi giorni? Se un guarito può diventare anche 10 guariti o viceversa, purtroppo. Guardate, secondo me, siccome tamponi se ne sono fatti tantissimi e ancora qualche caso positivo sicuramente ci sarà. Comunque si tratterà sempre di casi positivi all'interno di quei nuclei familiari dove che, già ci sono stati dei casi positivi e dove che la gente è in quarantena. Quindi questo diciamo, ci fa ben sperare tra qualche giorno di aumentare diciamo, i guariti perché queste persone che risultano positive non sono persone che sono andate in giro, che si sono incontrate con altre persone e che quindi abbiano potuto contagiare altre persone. Io spero proprio da qua a qualche giorno di poter ogni sera dire quanti sono i numeri di guariti, anche se sono fermamente convinto che qualche altro caso di positività sicuramente ci sarà perché i tamponi sono tanti. Si tratta di tamponi di tutta gente che è stata a stretto contatto con i positivi attuali.